Buonasera, ben ritrovati. A Fatti Nostri la Piazza avete visto qual è il titolo? Donne tra diritti e violenze e quali parità? Questa è la domanda che vogliamo porre a i nostri ospiti oggi qui. Siamo in diretta dalla sala Cursal di Abano Terme nel Padovano. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza alle donne stabilita nel 1999 dalle Nazioni Unite. Noi vogliamo partire proprio da questa ricorrenza per sottolineare, per riflettere su questa problematica e per capire se effettivamente dobbiamo ancora parlare di parità e come dobbiamo parlarne. Come sempre ci sono degli ospiti con noi, ci sono però in questa occasione un po' speciale, visto che stiamo parlando delle donne, c'è una rappresentanza femminile della redazione, visto che siamo soprattutto donne, le mie colleghe Giulia Salmaso e Elena Mattiuzzo che ci accompagneranno in questa puntata in diretta, poi vedremo come. Vi presento subito gli ospiti che ci faranno compagnia, perlomeno quelli qui vicino a me, perché poi Giulia vi presenterà anche le altre ospiti, visto che oggi abbiamo proprio una grande rappresentanza femminile anche per quanto riguarda gli ospiti. Alla mia sinistra Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto. Stiamo attendendo Milvia Boselli, consigliere con la delega alle politiche della pace e alle pari opportunità del Comune di Padova. Poi abbiamo Roberto Padrini dell'Osservatorio Nazionale della Violenza Domestica, che ha sede a Verona, tra l'altro l'unico uomo in questo momento perlomeno seduto qui, e Stefania Barbieri, consigliera provinciale di parità a Treviso. Questi sono, diciamo, i nostri relatori principali, ma poi abbiamo appunto anche gli ospiti in sala. Mi premeva sottolineare che sarà una puntata speciale non solo per il tema, per il fatto che siamo anche molte colleghe a condurre assieme, ma perché questa serata è organizzata, è una sorta di evento in un altro evento. Noi abbiamo preso spunto, è nata questa serata in collaborazione con il Centro Veneto Progetti Donna Hauser, il Centro di Documentazione Livia Crepet e il Comune di Abano Terme che ci sta ospitando. Loro avevano già organizzato un reading di musica e di poesia dedicata a questa tematica e noi abbiamo voluto inserirci e creare quindi questo evento assieme. Quindi oltre a raccontare, a discutere, a riflettere su questa tematica, sentirete e vedrete le nostre lettrici, le nostre attrici e la musica che ci accompagneranno in questa serata. Detto questo, io passo la parola a Giulia anche per le altre nostre ospiti. Sì, buonasera a tutti. Di ospiti ne abbiamo davvero tante questa sera, moltissime donne, anzi quasi tutte donne, qualche marito che ha accompagnato la consorte, ma prima di tutto anche il saluto di una donna padrona di casa questa sera, che è l'assessore ai servizi sociali del Comune di Abano Terme, Irmeli Pitkanen. Detto giustamente, assessore, buonasera, prego si alzi così possono vederla e sentirla tutti. Insomma, un impegno importante è quello del Comune di Abano Terme, che tra l'altro questa sera ci ospita assieme al Centro Veneto Progetti Donna. Da 5 mesi che è in mano questo assessorato, ma già ha capito qual è il tenore, assessore, delle problematiche che di fatto vanno ad affastellarsi in questa vita. I problemi sono tanti. Innanzitutto buonasera a tutti quanti. Abbiamo accolto con grande piacere la proposta del Centro Veneto Progetto Donna di celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne con uno spettacolo come questo di stasera. Scusatemi che devo leggere, che non mi prende emozione troppo. Sono tutte emozionate. Cosa dite di scaldare un po' l'atmosfera, che in realtà è già calda perché hanno alzato il riscaldamento. Grazie. Vedi che il suo pubblico la sostiene, assessore. Grazie, ho bisogno. Anche perché sono finlandese, mi scappa qualche parola. Dalla Finlandia addirittura. Dalla Finlandia ad Abano Terme perché, assessore? Per amore? Per amore, sì. E dura 40 anni già. Ecco. Prego. Va bene. Questa iniziativa ci offre occasione anche per promuovere anche il nostro sportello Pronto Donna, che è attivo da anni ormai sul nostro territorio. Lo sportello offre gratuitamente alle donne sostegno nei loro momenti di difficoltà. È un servizio prezioso e apprezzato e nel corso degli ultimi anni ha registrato una notevole affluenza. Lo sportello Pronto Donna si trova presso la sede dei servizi sociali lì a Abano Terme ed è aperto il mercoledì mattina dalle ore 10 alle ore 12 per problematiche legate al lavoro e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per servizi di consulenza psicologica e legale. I servizi sono gestiti dalla cooperativa sociale Domani Donna e dall'associazione Centro Veneto Progetto Donna.
di Padova e ringrazio per la competenza e sensibilità con cui svolgono il loro lavoro. È importante sottolinearlo. Molto, molto, almeno per noi. E adesso gli dico che lo scorso anno ci sono rivolte a sportello 55 donne, 20 di queste per il fatto di violenze che hanno subito. Molte di loro si sono rivolte più volte allo sportello e questo si conferma che il servizio che offre è adeguato, è accogliente e valido per ascolto. Intendiamo continuare a stare vicino alle donne con queste e con altre iniziative, anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Non vi rubo l'altro tempo. Grazie di cuore a tutti voi qua presenti, a Telechiara, a Blu Radio Veneto per l'attenzione che hanno che hanno voluto dedicare a questo evento. Buono spettacolo. Grazie Assessore. Mi sono liberato qua, che ho dovuto leggere, scusate. Grazie Assessore. Ho cercato di imparare a memoria, non ce l'ho fatta. Beh, noi la ringraziamo comunque dello sforzo. L'occasione ci è grata anche per ricordare che siamo in diretta radiofonica con Blu Radio Veneto, quindi salutiamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo sulle frequenze di Blu Radio Veneto, ma come diceva prima Michaela Faggiani, questa è una serata particolare, un po' sperimentale, in cui il dibattito si alternerà, dei momenti di musica, dei momenti di reading, dei momenti di antologia letteraria sul mondo delle donne, sul rapporto delle donne. Nel frattempo, se non sbaglio, è arrivata, salutiamo anche Milvia Voselli che è riuscita ad arrivare. Ricordiamo anche i numeri con cui potete intervenire da casa durante la nostra trasmissione, numeri che insomma lascio dire e denunciare a Elena Mattiuzzo, che è dietro di me nella nostra postazione. Vediamo, ci spostiamo un attimo, Assessore, la nostra postazione SMS. Buonasera Elena. Grazie Giulia. Buonasera anche da parte mia, un po' la rappresentanza femminile della nostra redazione, che è prevalentemente composta da donne, anche se c'è un uomo, e poi tutti i nostri tecnici sono uomini, quindi c'è un'interazione comunque quotidiana. Ricordiamo che potete interagire anche da casa, il numero è 392 666 0099, lo vedete anche in sovraimpressione, ma anche telefonare se volete, 340 94 64 843. Tra l'altro si era scatenata anche sulla nostra pagina Facebook un bel dibattito, un bello scambio di opinioni e di puntualizzazioni sul tema della serata. Magari nel corso della serata avremo modo anche di ricordarlo. Assolutamente, adesso è il momento di lasciare spazio allo spettacolo e in modo particolare al pianoforte di Martina Frigo e alle voci che sentirete di Gilberta Loreggian, Silvia Casamassima, Isacco Tognon e Milena Crotti. Felici si assomigliano.
Quelle infelici invece hanno sempre qualcosa di particolare. Questa dichiarazione di Tolstoi all'inizio di Anna Karenina ci sembra adattissima anche a raccontare le storie di violenza e di violenza familiare in particolare alle donne. Sono storie sempre diverse perché diversi sono i soggetti, i contesti, le relazioni, i percorsi. Per questo motivo noi evitiamo di proporre dei modelli interpretativi che sono sempre parziali e anche discutibili. Preferiamo invece le suggestioni e gli spunti che ci offrono la musica e la letteratura, perché chi ascolta così può tenere insieme testa e cuore, intelligenza ed emozione, perché chi ascolta non deve essere giudice, non deve essere neanche un ermeneuta, deve essere qualcuno che sente e capisce. Noi non vi racconteremo storie di violenza questa sera. Preferiamo invece darvi spunti per riflettere sulle condizioni che possono portare alla violenza. Sono spunti su condizioni quotidiane e conosciute da tutti. E la prima parte l'abbiamo chiamata crescere nel dubbio di sé, perché forse è vero che le donne partono con qualche incertezza in più, non per la difficoltà di superare il complesso di castrazione ipotizzato da Freud, perché come diceva una madre simbolica del femminismo italiano che è Carla Lonzi, facciamo atto di incredulità verso una teoria che ci fa partire da una perdita. È vero però che le bambine eroiche e forti si trasformano spesso in adolescenti mute. Quando si scopre quello che si deve essere, quello che si deve fare per piacere ed essere accettate, si impara a nascondere nel silenzio la propria voce autentica. È questo che ci ricorda Sibilla Aleramo, un'antica ormai scrittrice italiana, ma contemporaneamente, perché tutto è contraddittorio nella vita, ci consola la certezza che nel mondo si aggirano sempre fanciulle eroiche come la Claudine di Colette. Sibilla Aleramo, Orsa minore. Ecco la bimba che somiglia a quella ch'io ero. Sulla fronte rotonda e ampia, i capelli folti e forti, castano dorati, grandi occhi, or sorridenti, or pensosi, piccoli piedi agili, flessibile corpicciuolo, voce instancabile. Mio padre dice che io ero così, che c'era in me, dai 3 ai 6 anni, questa vitalità meravigliosa, questa effervescente fantasia, questa brama ad ascoltar fole ed inventarne, questo prepotente, costante esercizio di seduzione, di conquista per mezzo della parola io. La piccola ama alla follia i fiori. Stamane è entrata in un orto qui accanto, che aveva il cancello aperto. Ha colto tranquilla un mazzolino e me l'ha portato tutta contenta. Quando mia sorella l'ha sgridata, quando il suo babbo ha detto la grossa parola ladra, essa è scoppiata in un pianto straziante. Piccola, non ci si può salvare. Neanche tu potrai portare la tua ingenua anima nella vita, se non a prezzo di singhiozzi. E il canto ti si illanguidirà sulle labbra e forse un giorno non avrai più neppure l'impulso di stendere la mano per cogliere ad altri un fiore. Colette, Claudine a Parigi. Beh, non è poi così terribile uscire da sola a Parigi. Ho ricavato dalla mia breve passeggiata alcune osservazioni molto interessanti. Primo, fa caldo, molto più caldo che a Montigny. Secondo, rientrando si ha all'interno delle narici nero. Terzo, ci si fa notare quando si indugia da sole davanti alle edicole dei giornali. Quarto, ci si fa notare anche quando non si lascia mancare il rispetto sul marciapiede.
Raccontiamo l'incidente relativo all'osservazione numero 4. Un signore molto distinto mi ha seguito in Rue del Saint-Père. Per il primo quarto d'ora Claudine gongola in cuor suo, seguita da un signore così distinto. Secondo quarto d'ora. Il passo del signore si avvicina. Io affretto il mio, ma lui non si lascia distanziare. Terzo quarto d'ora. Il signore mi supera, pizzicandomi il sedere con aria impassibile. Claudine sussulta, alza l'ombrello, glielo cala sulla testa con gran vigore. Cappello del signore nel rigagnolo. Gran divertimento dei passanti e fuga di Claudine, confusa da tanto successo. Riprendiamo il dibattito che appunto tutta questa musica, queste parole ci servono, ci danno lo spunto per parlare appunto della tematica in oggetto. Abbiamo detto violenze, diritti, quale parità? È una domanda che voglio fare anche ai nostri telespettatori, perché per esempio poi Elena ci racconterà che cosa è successo in Facebook questa settimana. Spesso quando si parla di parità ci sono pochi uomini in sala, ma magari poi li sentiremo. Gli uomini storgono un po' il naso, dicono ancora questa parità non è possibile. Poi quando si parla di violenze spesso gli uomini non parlano molto. Io voglio subito iniziare con Simonetta Tregnago, Presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Veneto, proprio per capire qual è la situazione. Abbiamo sentito i dati di Abano, quindi una cittadina comunque ristretta del territorio padovano, ma sono comunque numeri importanti. Quello della violenza è un fenomeno di cui si parla in queste occasioni, spesso si sottace e spesso soprattutto non esce. Questo è il dato più significativo. Sì. Sì. È decisamente molto difficile parlare di violenza, perché soprattutto quella che viene compiuta dentro le mura di casa è molto difficile da trattare, è molto difficile da capire, è difficile da denunciare, è difficile da accettare, perché la casa è in teoria il luogo più sicuro a cui tutti noi aspiriamo e invece molto spesso è teatro di violenze continue, perpetrate per molti anni, perché molto spesso la vittima non ha il coraggio, non ha la forza, non ha anche la consapevolezza di subire violenza e quindi è difficile reagire, è difficile capire. I dati sono molto interessanti e dopo ci verranno sicuramente un po' enunciati dai responsabili dell'Osservatorio Nazionale sulla Violenza Domestica, perché hanno la possibilità di raccogliere direttamente dalle fonti delle denunce e quindi abbiamo dei dati certi in mano. Tra l'altro è un fenomeno trasversale, non ci sono solo delle categorie di donne, ricordiamolo, questo è assolutamente trasversale, per categorie di donne, per classi sociali, per capacità di reddito. La violenza non guarda in faccia a nessuno, veramente, è una cosa che veramente lascia perplessi, anche perché non c'è
un motivo particolare, c'è una condizione per cui si è più predisposti o meno ad agire in modo violento verso il prossimo. In casa capita molto più spesso, purtroppo. Quindi queste parità effettivamente a partire dalla violenza sembrano non esserci dalle sue parole. Diciamo che il fenomeno della violenza va oltre la parità, è un fenomeno a sé stante. Io non so, la parità è un'altra cosa, la parità di diritti, la parità di doveri, non so se è d'accordo. Infatti vedevo la Milvia Boselli che storgeva un po' il naso, volevo capire perché. Perché voglio dire, il rispetto e la parità nelle relazioni uomo-donna è una parte fondamentale dei diritti delle donne. La violenza di genere, la violenza sulle donne viene proprio definita dalle Nazioni Unite come uno squilibrio relazionale uomo-donna, e c'è questo esercizio di potere nei confronti delle donne da parte degli uomini. Quindi se c'è questo squilibrio è evidente che i diritti sono violati, i diritti umani, il diritto alla libertà, il diritto della persona. Quindi non ci può essere parità se persiste questi dati, se ci sono ancora nel nostro paese dei dati davvero impressionanti di violenza di genere, che vuol dire violenza fisica, vuol dire violenza psicologica, vuol dire violenza economica, vuol dire violenza sessuale. Se i dati sono così rilevanti, vuol dire che siamo ancora molto lontani dall'aver affermato gli stessi diritti per uomini e per donne. Ecco, questa è la parità. Giulia, io vorrei chiedere a te se puoi magari sentire proprio Sì, una delle nostre organizzatrici, proprio per avere anche un po' i dati. Di cominciare con qualche dato che tra l'altro io vorrei anche capire se è relativo proprio alla violenza tout court, cioè alla violenza fisica, ma questa sera cerchiamo anche di capire quanti e quali altri tipi di violenza possono essere inflitti. Insomma, abbiamo quella psicologica, abbiamo anche quella economica. Patrizia Zantedeschi, se ti puoi alzare un attimo. Innanzitutto grazie per averci accolto qua. Patrizia Zantedeschi è la coordinatrice del Centro Veneto Progetti Donna. Un po' di dati di questo centro progetti. I dati nostri, perché qui ovviamente quando si parla di dati si fa riferimento ai dati nazionali, e appunto Milvia ricordava prima che siamo sempre in presenza di dati molto, molto alti. I dati nazionali dicono che una donna su 3 da 18 a 70 anni, da 17 a 70 anni ha incontrato la violenza almeno una volta nella vita, nelle sue varie forme. Ricordavi appunto le varie forme che sono violenza psicologica, fisica, economica, sessuale, nelle sue varie forme. Per quanto riguarda il Centro Veneto, che è un'associazione che lavora in questo territorio, è già stato ricordato dall'assessore che gestiamo lo sportello di Abano e lo sportello di Padova, lo sportello donna di Padova e un nostro sportello, quindi insomma abbiamo una presenza abbastanza massiccia nel territorio. Noi abbiamo un aumento ogni anno, guardavamo i dati oggi, ogni anno abbiamo l'aumento di un 20%, 20-25 a seconda degli anni. Questo non significa, come diciamo sempre, che aumenta la violenza sulle donne del 20%, tutt'altro, vuol dire che stiamo radicandoci nel territorio, che sempre più donne, sempre più servizi fanno ricorso al centro antiviolenza, perché il dato più impressionante che riguarda il problema della violenza è soprattutto il dato del sommerso, che è intorno al 90 e anche oltre, per quanto riguarda soprattutto le denunce. Noi intercettiamo, quest'anno abbiamo fatto i conti giusto per portarvi i primi dati, abbiamo avuto 360 richieste, di cui 270-280 per violenza. E non è ancora finito l'anno, abbiamo già un 20% in più rispetto all'anno precedente. Questo significa semplicemente
che le donne si rivolgono sempre più con fiducia ai servizi, soprattutto al centro antiviolenza. Ecco, poi dovremo parlare in modo più approfondito di che cosa... Sì, lo faremo tra pochissimo. Sì, infatti, qualche Giulia, dato... infatti, no, abbiamo pochissimi minuti, direi di lasciare la parola un attimo a Elena, giusto per dirci se è arrivato qualche sms e giusto per anticiparci, scusa il gioco di parole, qualcosina che è arrivato in Facebook questa settimana. Sì, d'accordo, volentieri gli sms naturalmente voi da casa li state leggendo, li raccontiamo anche per chi ci ascolta sulle frequenze di Blu Radio Veneto e anche per i nostri ospiti che magari non hanno tempo di seguire il video. C'è chi ci saluta, ci ringrazia per aver affrontato questo tema molto interessante. C'è chi scrive parità quasi impossibile visto le grandi differenze di genere soprattutto tra noi e gli uomini, ed è Silvia a scriverlo. Poi c'è un vai mamma sei bellissima, penso sia la figlia di qualche nostra ospite. C'è chi ci sottolinea che visto che sono la maggior parte donne dovremmo dire le nostre ospiti e non gli ospiti come normalmente diciamo in trasmissione. Poi c'è chi dice parità di diritti o almeno di possibilità, ed è Federica, ed è un po' anche il tenore dei messaggi che erano arrivati su Facebook che dicono che soprattutto nel mondo del lavoro le parità non esistono, ovvero soprattutto nelle alte sfere, quindi quando si parla di posizioni dirigenziali le donne difficilmente riescono a raggiungerli o essere riconosciute in questo. Questo era un po' il tenore di Facebook, poi magari ci torniamo. Ci approfondiremo anche questa conversazione, questo dibattito, anche perché dopo volevo sentire anche un po' di dati per quanto riguarda la violenza domestica. Abbiamo detto che la maggior parte delle violenze si consuma proprio in famiglia. In un'epoca in cui si dovrebbe stare meglio, a volte è proprio dentro le mura domestiche che si sta peggio. Vi lascio con questo punto di domanda, punto interrogativo, ci rivediamo tra pochissimo. Gli uomini e le donne non vivono nello stesso modo il desiderio d'amore. Secondo alcuni è una differenza così radicale da non permettere assolutamente una vera reciproca comprensione. Forse quel crescere nel dubbio di sé, di cui abbiamo parlato prima, è all'origine di quel desiderio delle donne di essere continuamente riconfermate, riconosciute, e vogliono essere riconfermate e riconosciute da uomini che nella testa hanno solo un solo desiderio, che è il desiderio di possesso di un corpo, e forse non è neanche il desiderio di possesso di un corpo, se ha ragione Philip Roth che ci racconta di un uomo che desidera di volta in volta le labbra, il seno, il sedere in un corpo che è frantumato. Il femminismo, va detto, soprattutto il neofemminismo, ci prova a ricostruire questa relazione difficile tra gli uomini e le donne, e credo che sia una lezione che tutti dovremmo ascoltare ed imparare. Dobbiamo abbandonare prima di tutto l'illusione, che forse è più delle donne, che l'amore abbia come obiettivo la fusione, il diventare uno. Il neofemminismo ci insegna che si resta sempre due, che si è due che possono incontrarsi, ma che devono sempre sapere che l'altro è sempre e resta trascendente e resta altro e non è mai mio. Questa lezione, che è una lezione di ricostruzione totale della relazione tra gli uomini e le donne, è una lezione che è contro ogni violenza, contro ogni gelosia, contro ogni idea di possesso, e che è quella che noi cerchiamo, no, di raccontare. I testi che sentirete adesso sono un po' così l'espressione di quello che ho cercato di dirvi. C'è un testo di Philip Roth, il suo contrario, che è la più famosa poesia d'amore di Elizabeth Barrett Browning, e alla fine mi piace pensare che un uomo ha scritto due e fa veramente l'esaltazione di una coppia in cui si resta due, che è Harry De Luca. Philip Roth,
il professore di desiderio, le ragazze a cui corro dietro. Di solito le rimorchio, o quantomeno le abbordo, nella sala di lettura della biblioteca, un luogo paragonabile al palcoscenico di un locale di Spogliarello per il suo potere di stimolare e focalizzare il mio desiderio. Quel che non è stato del tutto soppresso in queste borghesi ragazze americane, ben educate e ben vestite, si palesa all'istante, o piuttosto si immagina all'istante, in quest'aria di rigida compostezza accademica. Contemplo ammaliato la ragazza che si tormenta una ciocca di capelli mentre fa mostra di studiare il suo libro di storia, mentre io faccio mostra di studiare il mio. Un'altra ragazza che il giorno prima nel suo banco a lezione avevo trovato del tutto ordinaria, dondola una gamba sotto il tavolo della biblioteca mentre sfoglia pigramente un numero di Luke. E il mio ardore non conosce limiti. Una terza ragazza si china sul quaderno e con un gemito soffocato, come se mi stessero impalando, osservo il seno sotto la camicetta, dolcemente premuto fra le braccia incrociate. Come vorrei essere quelle braccia. Sì, basta davvero poco per lanciarmi alla conquista di una perfetta sconosciuta. Mi basta notare che, mentre con la mano destra prende appunti dall'enciclopedia, non riesce a impedire che l'indice della mano sinistra accarezzi il contorno delle labbra. Tutto questo mi porta a mettere gli occhi su ragazze che per altri versi potrei trovare ottuse, o sciocche, o insulse. Ma sono convinto che oltre all'insulsaggine qualcos'altro debba pur esserci. E poi il mio desiderio, dal momento che è un desiderio, non deve essere sminuito o disprezzato. Ti prego, perché non ti limiti a parlare o a essere carino? Sai essere così carino quando vuoi. Sì, me lo dicono tutte. Non capisci che questo è solo il mio corpo? Non voglio relazionarmi con te a questo livello. Mi spiace per te, ma non ci puoi fare niente. Hai un corpo sensazionale, hai un culo sensazionale. Per favore, non essere volgare. Ti sto facendo un complimento. Hai un culo meraviglioso, perfetto. Dovresti esserne entusiasta. Serve solo per sederci su, David. Col cavolo. Chiedi a una ragazza che ce l'ha tutto diverso se le piacerebbe fare cambio. Forse allora aprirai gli occhi. Per favore, smettila di prendermi in giro e di usare questo tono sarcastico, per favore. Non ti sto prendendo in giro. Ti sto prendendo sul serio come nessuno ti ha mai presa sul serio in vita tua. Hai un culo che è un capolavoro. Elizabeth Barrett, se vuoi amarmi. Se vuoi amarmi, per null'altro sia se non che per amore. Mai non dire l'amo per il sorriso e per le chiome, per le dolci parole e i pensieri che somigliano ai miei, qu'oggi m'han dato un dolce sentimento di quiete, poiché possono tali cose, o amato, per se stesse cambiare, o in te l'amore così sorto morrebbe. E non amarmi per asciugare il pianto alle mie ciglia, potrebbe non piangere più chi sebbe il tuo conforto e ne morrebbe amore. Amami solo per amore,
s'ama così per sempre, per l'eternità. Henry De Luca, 2. Quando saremo due, saremo veglia e sonno. Affonderemo nella stessa polpa, come il dente di latte e il suo secondo. Saremo due come sono le acque, le dolci e le salate. Due come sono i piedi, gli occhi, i reni, come i tempi del battito, i colpi del respiro. Quando saremo due non avremo metà. Saremo un due che non si può dividere con niente. Quando saremo in due, nessuno sarà uno. Uno sarà l'uguale di nessuno. E l'unità consisterà nel due. Quando saremo due, cambierà nome pure l'universo. Diventerà diverso.
stava assolutamente un applauso. Ci stava assolutamente un applauso, siamo tornati ora nel cuore del dibattito di questa sera di Fatti Nostri La Piazza, qui in diretta da Albano Terme. Rubo qualche secondo alla diretta solo per ricordarvi il numero degli sms 392 666 0099, lo vedete in sovraimpressione e lo ricordiamo per chi ci sta ascoltando da Blu Radio Veneto, solo 2 sms. Nadia dice, e magari potete poi affrontare la cosa, a volte siamo noi stesse donne il nostro male e il nostro limite, quindi capire magari perché a volte ci limitiamo da sole. Poi poche donne ai vertici della politica, poche ai vertici aziendali, questa è la vera violenza. Un altro sms che è arrivato e poi ci tengo a leggerlo. Complimenti dal Belgio, e probabilmente ci sta seguendo in streaming questa telespettatrice, per la scelta dei brani e per aver ricordato quanto la violenza sia ancora un tema attuale. Un abbraccio dalle femministe di Liegi, e mi sembrava carina insomma questa cosa da ricordare. Prego Micaela. Grazie Elena, effettivamente la musica ci ha fatto pensare, ci ha fatto riflettere molto. Ho visto molte donne che stavano probabilmente pensando a quanto abbiamo detto prima, e a questo proposito abbiamo parlato di due, abbiamo parlato delle differenze. Volevo sentire proprio dal nostro uomo, l'unico uomo tra le nostre relatrici, ossia Roberto Padrini dell'Osservatorio Nazionale Violenza Domestica. Questi dati li abbiamo sentiti, abbiamo accennato a qualche dato, se effettivamente quella che abbiamo chiamato violenza, che può essere sia fisica ma anche psicologica, adesso abbiamo parlato anche del lavoro, della mancanza delle donne ai vertici, si evince soprattutto in famiglia, quindi dentro le mura domestiche. E perché? Se i dati possono spiegare il perché. Io allargo un attimo il concetto di violenza domestica, perché per domestico noi intendiamo il rapporto che c'è fra vittima e autore. È una definizione che ci è stata data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che abbiamo acquisito proprio per far chiarezza su questo termine. E i dati sono spaventosi perché, vi faccio un esempio, si parla di più di 2500 casi in un anno a Verona, con un trend a crescere, e questo è soltanto il 10-20% di quello che in realtà emerge. Ma c'è poi tutto un sommerso che è difficile tirar fuori. La interrompo subito perché Patrizia diceva forse non sono aumentati i casi, ma sono aumentate le donne che hanno il coraggio di parlare di questo problema. È così o secondo lei è proprio aumentato, è in aumento questo fenomeno? Io credo che sia in aumento proprio il fenomeno, anche se è vero che comunque c'è una tendenza a dichiarare di più questo stato di malessere sociale attraverso denunce, segnalazioni e comunque rivolgendosi alle istituzioni. Io parlo di dati istituzionali, per cui non dati raccolti con questionari fatti per strada o telefonici, perché sono fonti sicuramente certe. Quindi dalla questura, per capirsi. Dalla questura, dai carabinieri, dalla polizia locale, dai pronti soccorso, dal tribunale. Noi raccogliamo questi dati attraverso delle schede apposite, li riassumiamo e da questo poi estraiamo quello che portiamo poi a conoscenza. Ecco, un dato che forse è un po' lontano dall'immaginario collettivo è che comunque dal 30 al 40% delle vittime di violenza domestica sono uomini. E che quindi ribaltiamo un po' questa cosa. E che più del 20% degli autori di violenza domestica sono donne. Questo non per sovvertire l'ideale che comunque si forma tra la gente, ma sono dati reali questi, sono dati che noi tocchiamo con mano. Ma perché? Perché se noi partiamo dal presupposto che intanto credo che pari opportunità non significhi eguaglianza, ma c'è il significato alla base di un riconoscimento della propria persona, del proprio essere, dell'essere uomo, dell'essere donna, dell'essere italiano, dell'essere straniero. Ci sono delle categorie deboli che stanno emergendo e che diventeranno un problema sempre di più, ad esempio gli anziani che vengono picchiati dai figli per problemi di soldi, per problemi di eredità, per problemi di vendi la casa che serve a me. Anche queste sono una categoria debole che va protetta, per quello che noi parliamo di violenza domestica, non solo di violenza di genere. Ecco, io volevo un attimo provocarla, perché se poi Elena ci conferma, una delle cose che veniva fuori era
questo che spesso però le donne hanno un problema, tra virgolette, mi chiamo problema, sono meno forti dal punto di vista proprio fisico degli uomini, quindi nel caso di un confronto, scontro anche diciamo reale, ovviamente soccombono le donne. Glielo chiedo in quanto uomo, tra l'altro. Assolutamente vero, le donne tendenzialmente hanno armi diverse. Il questore di Verona ci raccontava che lo stalking, ad esempio, è un atto tipicamente più femminile, perché viene messo in gioco tutta una serie di meccanismi che sono più tendenti ad avversare le donne che non gli uomini. Perché ognuno comunque ha delle armi che mette in atto nei momenti in cui... Poi troviamo anche degli uomini che dicono non rimandatemi a casa, mettetemi in galera, non mettetemi agli arresti domiciliari perché se torno a casa mia moglie mi batte perché vuole che vada a rubare. Cioè siamo anche di fronte Siamo arrivati a questo. Sì. Io prima di ripassarti la parola, Giulia, volevo sentire anche dall'osservatorio di Treviso, da questa città diversa, abbiamo parlato di Padova, abbiamo parlato di Abano, volevo sentire se anche a Treviso siamo così, cioè la situazione reale è questa. Sì, è questa la situazione anche di Treviso, un po' generalizzata. Parlando di violenze, le discriminazioni nell'ambito lavorativo sono violenze. Molto spesso una donna viene discriminata al rientro della maternità, viene demansionata, quindi questa è una gravissima forma di violenza. La maternità viene ancora considerata una cosa grave, un costo per l'azienda. In realtà le donne fanno i figli, voglio dire, cioè, è necessario, è auspicabile anzi che ci siano, visto che il tasso di natalità poi è così basso. Sentivo prima che si parlava di violenza economica, anche questo purtroppo c'è, la donna guadagna a pari ruolo dell'uomo il 20% in meno, questa è una grave forma di violenza economica che poi si ripercuote ovviamente in famiglia, si ripercuote nella società. Donne ai vertici, sentivo anche questo, verissimo, non ci sono donne ai vertici, sono solo il 7% delle donne ai vertici in Italia. Dobbiamo lavorare su questo, le famose quote rosa che finalmente sono state approvate, ben vengano, voglio dire, se questo serve poi a scardinare questo tipo di società. Qui gli uomini direbbero ci vuole il merito, non tanto il fatto che una persona è una donna per ottenere un posto. Io faccio l'avvocato del diavolo ovviamente in quanto donna, però questo glielo devo portare ovviamente. Ma condivido, le donne devono essere valorizzate come persone per le qualità che hanno, per le caratteristiche che hanno, non perché sono donne e quindi per le capacità. Però se per emergere dobbiamo avvalerci delle quote rosa, allora accettiamole, anzi ben vengano, voglio dire, no? Anche in politica. Dobbiamo tenere presente che il 52%, più del 52% delle donne, degli elettori in Italia è donna. Eppure non ci sono donne, almeno non in queste percentuali che ci rappresentano. Ci dovrebbe essere il 50% di donne ministro, il 50% di donne sottosegretario e così di seguito. Non è, mi pare ancora. Non è proprio così. Dalle quote rosa io vorrei passare invece al cosiddetto codice rosa, che è quello diciamo che ha proposto la CIS di Treviso, se non sbaglio, Cinzia Bonan, prego, alzati, che chiaramente abbiamo tantissime donne questa sera, ha proposto un codice rosa purtroppo al pronto soccorso, quindi ritorniamo tragicamente comunque a parlare di violenza nel senso più crudo del termine. Cinzia, raccontaci questa iniziativa. Sì, fatto salvo che appunto io come sindacalista mi occupo anche prevalentemente insomma di donne e lavoro e problematiche connesse appunto al rapporto di lavoro che le donne hanno. Leggendo anche l'analisi e gli studi dell'Osservatorio nazionale mi rendo conto, conoscendo poi nel territorio i vari sportelli che ci sono, mi rendo conto che esperienze già fatte in Italia, in Toscana piuttosto che in altre regioni, di instaurare nei pronti soccorsi un codice rosa, oltre ai vari codici che ci sono, per riuscire a mettere le persone che arrivano nei pronti soccorsi nella condizione di essere assistite correttamente, perché ovviamente a oggi chi arriva a pronto soccorso viene visto solo per il tipo di problematica che ha e non per le problemi o i sintomi psicologici che ci sono dietro.
E questo fa sì che di fatto poi nel momento in cui la donna decide di andare a uno sportello e ad avere assistenza, manca tutto uno storico rispetto a quello che ha subito. Dire mi violenta piuttosto che mi picchia o quant'altro di per sé non basta se io non ho una certificazione medica che lo documenti. Pertanto io credo che oggi, proprio di fronte al fatto di riuscire attraverso diversi strumenti, gli sportelli, l'osservatorio e quant'altro, di far emergere queste casistiche e vedendo che dove già esistono questi progetti avviati, la violenza domestica, mi sono fatta male a casa, sono fortemente diminuite, io credo che sia il momento di lanciare anche in Veneto questa proposta e oggi in questa giornata che sia accolta da tutte le donne che hanno la fortuna di avere un ruolo con il quale possono incidere perché questo venga fatto. Grazie Cinzia, ricordiamo tra l'altro che Treviso purtroppo è stata al centro di un episodio di cronaca davvero terribile, insomma una violenza di una ragazza, di una studentessa in stazione. Restano 30 secondi per Lina Scarpari, responsabile dello sportello donna del comune di Schio, quindi qui siamo nel Vicentino, nell'Alto Vicentino in modo particolare. Allora Lina, che tipo sono, di che tipo sono e di che entità sono invece i vostri dati, brevemente? Beh, dobbiamo precisare intanto che il nostro sportello non è uno sportello dedicato rispetto al tema della violenza, ma uno sportello abbastanza a 360 gradi di ascolto, informazione e consulenza. Ecco. Ed è un ufficio pubblico istituzionale del Comune, questo è una cosa che ci teniamo sempre a precisare. Come possiamo dire rispetto ai nostri dati, allora 1300 sono stati gli accessi da gennaio ad ottobre di quest'anno per informazioni, consulenze varie. Di questi 1300 accessi ci sono stati circa 300 colloqui. Primi colloqui. All'interno di questi primi colloqui il 20% sono situazioni di violenza e maltrattamento, ecco, quindi sono circa una cinquantina di situazioni nuove presentate quest'anno per la prima volta che si sono rivolte al nostro sportello, più una circa quindicina di situazioni già conosciute che stiamo accompagnando e seguendo nel tempo. Lina, prima Roberto stava sottolineando come vittime di queste violenze siano fette, diciamo, di nuovi cittadini anche sempre di più. Anche voi constatate questa cosa attraverso i vostri dati? Beh, noi possiamo dire che intanto una considerazione che questi punti di ascolto secondo me danno la possibilità di far emergere il problema. Ecco, quindi abbiamo visto anche noi nel corso del tempo come lo sportello compie fra pochi giorni 10 anni. Ecco, nel corso di questi 10 anni davvero è aumentato sempre di più questo problema, tanto è vero che ce ne siamo fatti carico costituendo anche una rete antiviolenza che prima era solo locale nostra e adesso è diventata dell'Alto Vicentino perché ha coinvolto anche altri comuni. Ecco. Sicuramente appunto fasce deboli ci sono e si stanno rivolgendo al nostro sportello. Giusto per dare qualche dato che magari può interessare, sono il 60% delle donne sono italiane, il 40% sono donne straniere, l'età media sono 39 anni, l'87% della violenza è agita da parte di mariti, ex mariti, compagni, e solo un caso da parte di persone sconosciute, altre volte familiari o comunque nella rete delle amicizie. Ecco. E sono persone nell'84% lo stesso che hanno figli minori, ecco, quindi questo è un altro problema importante. Certo, sicuramente ne parleremo di queste violenze commesse proprio sotto gli occhi dei minori. Micaela, credo che sia il tempo di andare in pubblicità, quindi ci ritroviamo davvero tra pochissimo, sempre qui in diretta dalla Sala Cursal di Abano Terme. Donne tra diritti e violenze, quale parità? Questa è la domanda di questa sera, siamo in diretta, vi ricordo, dalla Sala Cursal di Abano Terme. Abbiamo parlato, abbiamo sentito anche la situazione a Treviso, a Vicenza e soprattutto anche all'interno dei pronto soccorsi. Prima di ritornare a parlare con le mie ospiti, vorrei darti la parola, Elena, sì, per ricordarci, per leggerci qualche sms che è arrivato nel frattempo. Certo, intanto ricordiamo subito i nostri numeri 392 666 0099 per
per scriverci un sms di commento a questo tema o anche per porre delle domande ai nostri ospiti, ai nostri relatori, alle nostre relatrici prevalentemente, e il numero se volete intervenire per raccontarci la vostra esperienza o per porre una domanda in diretta 340 94 64 843. Naturalmente sono in sovraimpressione. Velocissimamente Micaela, ci ringraziamo ancora ringraziamo quindi per la scelta delle letture e per le interpretazioni e soprattutto per dare voce a molte donne, che non succede spesso, questo ci scrivono. E poi un telespettatore o telespettatrice dice: vogliamo parlare anche di stalking, molte persone sfiorano l'esaurimento per questo fenomeno. Questi un po' gli sms. Grazie Elena, anche se abbiamo sentito che lo stalking è più un fenomeno femminile, cioè l'autore è soprattutto donna. Però io volevo ritornare indietro e sentire Simonetta Tregnago per capire più che altro, abbiamo sentito parlare di mamme, vogliamo parlare di pari opportunità anche nel mondo del lavoro. Che cosa si sta facendo? Effettivamente qualche passo è stato fatto, però effettivamente quando si va a fare un colloquio di lavoro spesso i datori di lavoro chiedono: sei donna, ma vuoi fare figli? Perché allora ci devono pensare. E poi quando succede a volte capita che ci siano anche dei licenziamenti. Allora, questo è proprio materia, direi, oggetto di Stefania Barbieri come consigliera di parità, perché le consigliere di parità hanno proprio il compito istituzionale, essendo organismo anche del Ministero del Lavoro, di tutelare le donne che sono discriminate nel mondo del lavoro, cosa che, come giustamente ha detto prima, succede molto spesso. Il rientro dalla maternità è sempre, o quasi sempre, insomma, un evento piuttosto traumatico per la mamma, sia perché deve riorganizzare la propria vita, e la conciliazione dei tempi di vita e i tempi di lavoro sappiamo che è una tematica molto scottante, perché tutte le donne presenti in sala sanno quanti salti mortali bisogna fare dalla mattina alla sera per riuscire a fare tutto quello che bisogna fare. Allora, violenza contro se stesse a volte, perché in effetti anche ci si trascura un pochino per far fronte a tutti gli impegni. Cosa fa la Regione per aiutare le donne che vogliono rientrare in modo adeguato nel mondo del lavoro? Ci sono dei progetti in corso proprio per aiutare le aziende che vogliono applicare dei nuovi modi per aiutare le donne a conciliare tutti gli impegni che hanno nell'arco della giornata. Vengono finanziati direttamente. Anche da parte del Ministero delle Pari Opportunità, il Ministero del Welfare, ci sono dei piani anche a livello nazionale. E alcuni bandi sono scaduti recentemente, altri saranno riproposti nei mesi futuri. La situazione del governo sappiamo tutti com'è, insomma siamo ottimiste nel prossimo futuro, nel senso che il nostro ruolo è anche quello di mantenere desta l'attenzione su queste tematiche, su queste problematiche, perché capisco che c'è la crisi, capisco che siamo tutti in difficoltà, però abbiamo bisogno di essere tutelate anche nella nostra vita quotidiana, e quindi noi siamo qui per quello. Stefania Barbieri, visto che è stata citata, effettivamente la situazione è così drammatica? Beh, la situazione è abbastanza pesante, la definirei così. Purtroppo le dimissioni delle donne lavoratrici entro il primo anno del bambino sono elevate per svariati motivi, perché magari non hanno una rete sociale, perché non ci sono asili nido, o anche perché vengono in un certo senso consigliate dal datore di lavoro a licenziarsi, quindi direi che è una forma di violenza abbastanza pesante. Sono state fatte tante cose in questo governo, sono stati firmati tanti protocolli d'intesa proprio per la flessibilità, per la conciliazione dei tempi lavoro, tempi famiglia. Purtroppo non dipende solo dal governo, dipende un po' anche le parti sociali hanno sottoscritto questi protocolli, poi devono essere ovviamente rispettati ovviamente, ecco. Manca un po' questo tipo di cultura tra i nostri imprenditori, perché probabilmente noi proveniamo da una realtà in cui si pensava solo al lavoro fine a se stesso, mentre adesso insomma le esigenze sono un po' diverse.
E poi in questo momento di crisi le prime persone a venire penalizzate, si sa bene, sono le donne. Ecco, poi io apro chiuso parentesi, oltre al fatto di perdere il lavoro quando si hanno dei figli, poi c'è l'altro problema di quando vogliono ritornare nel mondo del lavoro, che è ancora forse più complicato. Questo è difficilissimo, il reinserimento nel mondo del lavoro, soprattutto ora, anche perché di solito una donna torna nel mondo del lavoro quando il bambino è già grandino, quindi parliamo già di una donna che ha 40-45 anni, che quindi ha perso tutta una formazione, non si è magari aggiornata, e quindi è molto difficile. Ecco, noi come consiglieri di parità abbiamo anche indicazioni, abbiamo anche il compito, diciamo in un certo senso, di promuovere le politiche attive del lavoro. Infatti io in provincia di Treviso sto cercando proprio, insieme anche alle associazioni di categoria, alle sindacaliste, CGL, CISL e UIL, con le quali poi abbiamo sottoscritto un bellissimo protocollo d'intesa, non solo per la tutela delle discriminazioni, ma proprio per il sostegno delle politiche attive del lavoro. Dicevo, stiamo appunto cercando di incidere nel territorio proprio per dare una mano a queste donne per ricollocarsi. Io stessa, insieme alla Commissione Provinciale di Treviso Pari Opportunità, abbiamo con un'associazione di categoria promosso una serie di corsi per aspiranti lavoratrici autonome, oppure corsi cultura finalizzati all'inserimento proprio delle donne nel mondo del lavoro, corsi che sono andati benissimo, hanno avuto una grande percentuale di adesione e su 30 donne già 10 si sono ricollocate, quindi credo che sia una percentuale molto alta. Prima si parlava dell'attuale governo tecnico. L'attuale ministro tecnico è una donna, il ministro del welfare, quindi io spero che insomma abbia faccia qualcosa. A proposito del discorso donne e lavoro, vorrei ricordare che l'importanza della tutela delle donne lavoratrici e di estendere a maggior numero di donne possibile la possibilità di lavorare è anche legata al fenomeno della violenza, perché la donna che è indipendente economicamente è più forte e più capace di reagire alla violenza subita, non la accetta, ha una via di fuga, ha la possibilità di sottrarsi. In questo caso il lavoro redime. Esatto, no, il lavoro aiuta a reagire meglio davanti ai soprusi, questo perché aumenta anche la propria autostima e la dignità della persona. Giustamente Barbara, la nostra piazza, che questa sera è fatta soprattutto, anzi quasi totalmente da donne, annuiva, insomma la piazza qui commenta chiaramente quanto viene detto sul nostro parco. A proposito di lavoro, a proposito di violenza, a volte ce n'è una particolarmente sottile che noi chiamiamo mobbing. Ormai da qualche anno a questa parte siamo venuti a confidenza con questa parola. Abbiamo qui con noi Barbara Bagante del centro antimobbing Padova. Barbara, ti chiedo di alzarti a favore delle telecamere per raccontarci invece se effettivamente le persone che si rivolgono a voi sono soprattutto donne, magari c'è anche qualche uomo per esempio. No, sono moltissimi uomini oltre che le donne, in una percentuale che andava qualche anno fa un 40%, 45 uomini e 55 donne, adesso stanno molto aumentando con la crisi le donne e più o meno sono sovrapponibili tutte le cose dette rispetto alla violenza, con un piccolo problema in più, nel senso che se per l'emersione di un fenomeno come la violenza sessuale, le molestie e le discriminazioni, dove esistono figure di tutela, dove esiste una norma, già c'è difficoltà, pensatevi voi laddove la norma non esiste ancora. E quindi tutto questo fenomeno che si interseca molto con le pari opportunità ancora è estremamente rimane nella parte sommersa. Altra cosa che sorprende al nostro gruppo è scoprire come questo sia diffuso laddove dovrebbe esserci un modello, ovvero nell'ente pubblico. Una situazione che a mio avviso è estremamente pesante. Ho visto l'altro giorno un filmato su YouTube di una ragazza che raccontava la sua storia di mobbing, incappucciata con la giacca a vento per non far vedere il volto, manco un pentito della mafia o una persona seguita dall''ndrangheta, voglio dire. E questa è la realtà e la situazione che noi viviamo quotidianamente. La maternità, si sa, è uno dei motivi per cui poi si adottano tutta una serie di comportamenti per escludere la persona dal mondo del lavoro.
ripeto, bisogna cercare altri modelli e soprattutto promuovere a livello culturale un cambiamento di relazione, di rapporto, riscrivere anche la questione con le aziende su come integrare, come sostenere anche l'azienda, perché o si cammina insieme o non cammina più nessuno qui. Grazie Barbara, un piccolo esempio prima di lasciare invece spazio al nostro momento di riflessione musicale anche di reading per una piccola iniziativa, piccola grande iniziativa, quella di Angela Bigi, scusate, responsabile delle Cinemamme. Angela, alzati e raccontaci come vi siete aiutate da sole come mamme. Insieme ad un'associazione che si chiama Città delle Mamme abbiamo organizzato delle mattinate a favore delle mamme, neomamme anzi, e dei loro bambini al cinema. L'idea era quella di portare fuori le mamme in un periodo un po' particolare della loro vita, che è appunto quando hanno appena avuto un figlio, e di farle uscire di casa, di farle socializzare, stare con altre persone e farle passare un momento di serenità. Cosa c'entra il Cinemamme con questa giornata? Secondo me è proprio riappropriamoci della nostra vita. E vorrei aggiungere una cosa in più, cioè è un'iniziativa che ha avuto un grande successo, esiste a Padova, a Udine, a Roma, a Bologna, si sta espandendo in tutta Italia. Grazie proprio anche al supporto delle donne che la vogliono, la chiedono alle amministrazioni comunali e poi noi arriviamo dando il nostro supporto organizzativo. Volevo ricordare questo, che l'abbiamo appena organizzata a Udine e c'è stato un famoso ginecologo, anzi deve essere direttore della clinica neonatologica di Udine, che si è opposto perché sosteneva che le donne devono stare a casa. E questo ci ha fatto diventare ancora più forti e abbiamo deciso che dobbiamo andare anche. E le donne reagiscono. Grazie Angela, un applauso spontaneo. Direi che è di nuovo il momento per riflettere su quanto è stato detto, lo facciamo sempre con la nostra musica, le nostre parole, grazie al Centro Veneto Progetti Donne. Nel racconto, nelle letture precedenti, abbiamo letto una poesia di Elizabeth Barrett Browning che si chiamava Se vuoi amarmi, è famosissima. Questa poetessa era stata oggetto di un grande amore da parte di Robert Browning, che aveva dovuto sottrarla con rapimento a un padre dispotico. Era quindi stata una grande storia d'amore romantico. Ebbene, pare che lei sia stata avvelenata da Robert Browning, perché anche i grandi amori poi incontrano delle difficoltà. Comincia tutto con un'impercettibile incrinatura, ma la cosa può peggiorare. Può peggiorare perché in realtà si scopre che si hanno aspettative diverse, che non si coglie la delusione dell'altro. Gli uomini sono stati educati ad essere i padroni della casa e della famiglia, quindi esercitano potere e dominio credendo che sia quello esattamente che devono fare. All'inizio però è così leggera la cosa che noi possiamo anche sorriderci, tanto è vero che abbiamo scelto due testi, uno di Francesco Piccolo e uno di Alice Munro, in cui questo inizio di difficoltà è molto lieve e permette di fare dell'ironia. Però se ci avviciniamo a quel matrimonio che è diventato il paradigma dell'infelicità coniugale, che è il matrimonio di Lev Tolstoi e Sofia, davvero non c'è più da sorridere. Sofia e Lev Tolstoi si sono sposati con i migliori auspici, si amavano. Lei è stata una moglie ammirevole, ha copiato 7 volte a mano Guerra e Pace, ha avuto 9 figli e lui, quando fa parlare l'eroina dei suoi romanzi, come Anna Karenina per esempio, si capisce che l'animo femminile lo conosce benissimo fino in fondo. Eppure il loro matrimonio fu una vera tragedia, perché finirono per odiarsi. E purtroppo Sofia ha avuto cattiva fama e cattiva stampa, per cui insomma è nota come una donna isterica e ingiustificatamente gelosa. Per fortuna noi abbiamo i loro diari,
perché loro, avendo molto personale di servizio, potevano scrivere molti diari. Ne scrivevano sia per la pubblicazione sia di privati. Leggendo i loro diari noi possiamo seguire la storia di questo matrimonio, rendere ragione anche a Sofia e capirla di più e capire com'è che proprio in questo matrimonio è fallito per questo non comprendersi, per avere aspettative diverse. E allora noi adesso vi leggiamo 3 testi che costituiscono un vero crescendo, una piccola inclinatura, una leggermente più profonda e un dramma che si fa lentamente costruendo. Cominciamo con Francesco Piccolo, da un libro recente, Momenti di trascurabile felicità. Quando mia moglie si fa la doccia, sta più di un'ora a regolare l'acqua e arriva in un punto precisissimo, in cui se sposta il regolatore di 1 millimetro a sinistra, l'acqua diventa bollente, e se lo sposta di 1 millimetro a destra, diventa gelata. In quel momento, quando ha compiuto uno sforzo sovrumano per avere la temperatura proprio al punto giusto, e il vapore annebbia gli specchi e fa della stanza da bagno un nido di tepore, finalmente si infila sotto la doccia. In quel preciso momento io, lo giuro, involontariamente, ma con una scansione di tempi perfetta, giro la manopola di un lavabo, in cucina o nell'altro bagno o chissà dove, e sotto la doccia l'acqua diventa improvvisamente pochissima e ghiacciata. So che lei si sta schiacciando in un angolo del box, perché non ha il coraggio di chiudere per poi ricominciare da capo la regolazione. E soprattutto perché pensa che durerà soltanto un attimo, sta tirando dentro tutti i muscoli senza riuscire a evitare gocce assassine e urla a squarciagola: chiudi! Chiudi! Se sento, perché con 2 getti d'acqua e le porte chiuse potrei anche non sentire, ma se sento quelle urla mi rendo immediatamente conto e chiudo tutto. Dopo, quando esce dalla doccia e avanza verso di me con gli occhi spiritati, io mi meraviglio. E la prima cosa che faccio è negare. Giuro che non ricordo di aver aperto il rubinetto dell'acqua calda, lo giuro solennemente. Soltanto dopo un interrogatorio lungo e stressante ammetto la colpa. Ma giuro che mi ero dimenticato che stava facendo la doccia. Altrimenti non l'avrei fatto. Alice Marrò, nemico, amico, amante. I giovani mariti erano severi in quei giorni. Pochissimo tempo prima erano stati corteggiatori, personaggi quasi comici, titubanti e devastati dalla smania di sesso. Ora però, a letto caldo, si erano fatti risoluti e critici. Uscivano di casa ogni mattina, ben rasati, il giovane collo strizzato dal nodo della cravatta, e ricomparivano la sera, pronti a dispensare occhiate di sufficienza alla cena e a spalancare il giornale, facendone una barriera contro il caos della cucina, i piccoli malesseri, le emozioni, i neonati. Quante cose avevano dovuto imparare in poco tempo. Come lavorarsi il capo e come dominare la moglie. Come mostrarsi autorevoli in materia di ipoteche, beni immobili, cura del prato, impianto fognario, politica, come pure riguardo al lavoro destinato a mantenere la famiglia per il successivo quarto di secolo. Solo alle donne dunque era concesso scivolare, durante le ore del giorno e sempre tenendo conto delle strepitose responsabilità scaricate sulle loro spalle dalla presenza dei bambini, in una sorta di seconda adolescenza. Una leggerezza dell'animo quando i mariti se ne andavano, sognanti ribellioni, raduni sovversivi, accessi di ilarità che riportavano ai tempi del liceo, muffe che fiorivano sui muri a spese dei mariti, nelle ore in cui loro erano fuori. Sofia Tolstoj, dai diari. Oh, voi che ammirate Lev Tolstoj, bambini che siete. Sappiate tutti che è lui che mi ha uccisa moralmente, forse anche fisicamente.
che c'è in lui un enorme talento, una grande sensibilità, ma neanche un po' di cuore. Ma se non lo interesso, se sono solo una bambola, una moglie, ma non un essere umano, allora io non posso, né voglio continuare a vivere così. Ho sognato Sofia, ma non quella che conosco. Era fatta di porcellana, proprio così. Le ho toccato una mano, era liscia, piacevole al tatto e fredda. Ero in una situazione terribile, non sapevo cosa dire e cosa fare, cosa pensare. Lei forse sarebbe stata contenta di aiutarmi. Ma che cosa poteva fare un essere di porcellana? La presi e volli portarla a letto. Le mie dita non affondavano più nel suo freddo corpo di porcellana e, cosa che mi colpì ancora di più, si era fatta leggera, quasi fosse di vetro. Poi ad un tratto quasi disparve, si fece piccina piccina, più piccola del palmo della mia mano. Eppure era sempre lei. Confesso francamente che sono contento e seppure lei sia di porcellana, siamo felici. In un altro momento entro in camera e vedo che Dora, il nostro cane, gioca con lei e per poco non la rompe. Allora ho messo Sofia nel taschino del mio panciotto e l'ho portata nello studio. Oggi so che mi porteranno da Tula una scatola con un fermaglio, foderata esternamente di marocchino e internamente di velluto color cremisi, con un posto fatto per lei, dove possa esservi incassata con precisione e non possa rompersi. La coprirò anche con una pelle di camoscio. Penso ci stia un applauso, decisamente, visto anche i molti SMS che stanno arrivando, che si complimentano proprio con la scelta delle letture e con l'esecuzione al pianoforte. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, 392 666 0099 se volete dire la vostra. A tra poco. Noi concludiamo questa nostra riflessione, questo insieme di spunti per ragionare sulla relazione tra gli uomini e le donne, ma anche per ragionare sulla libertà femminile con 3 testi che abbiamo scelto in questo modo. Il primo testo è veramente
l'invito a sognare, perché per liberarsi da tutte le difficoltà, dai condizionamenti, dai ruoli imposti, da tutti quegli apparati simbolici che vogliono che le donne stiano a casa, da tutta una cultura che si oppone alla costruzione di una vera libertà femminile. Per fare tutto ciò è necessario riconoscere il proprio desiderio e perseguirlo quanto più è possibile. E il premio Nobel, la poetessa Szymborska, polacca, ci insegna proprio alla forza che hanno i sogni. Poi abbiamo pensato che un desiderio delle donne che dobbiamo cercare di realizzare è un desiderio molto banale, che è quello di non fare niente, cioè di trovare il tempo per non fare niente, per non essere sempre impegnate, impegnatissime, però per trovare il tempo della relazione, il tempo lungo e disteso del passare, del ragionare sul passare del tempo, non facendo niente. E come ultimo desiderio abbiamo scelto un'autrice anonima, non sappiamo chi sia, che ha scritto pochissime righe sulla gioia del correre in bicicletta. Niente di più serio. Quindi noi lasciamo questa serata con questa indicazione. Perché il mondo cambi, devono cambiare le relazioni tra i sessi, ma devono cambiare le donne, che devono scoprire i propri desideri, saperli perseguire ed essere veri soggetti di libertà. Wisława Szymborska, elogio dei sogni. In sogno dipingo come Vermeer. Parlo correntemente il greco e non soltanto con i vivi. Guido l'automobile che mi obbedisce. Ho talento, scrivo grandi poemi. Odo voci, non peggio di autorevoli santi. Sareste sbalorditi del mio virtuosismo al pianoforte. Volo come si deve, ossia da sola. Cadendo da un tetto so cadere dolcemente sul verde. Non ho difficoltà a respirare sott'acqua. Non mi lamento, sono riuscita a trovare l'Atlantide. Mi rallegro di sapermi sempre svegliare prima di morire. Non appena scoppia una guerra, mi giro sul fianco preferito. Sono, ma non devo esserlo, una figlia del secolo. Qualche anno fa ho visto 2 soli e l'altro ieri un pinguino, con la massima chiarezza. Ad Assunta, Fabrizia Ramondino. Assunta, io vorrei che tu e Fabio ed io fossimo presi per incantamento e messi intorno a un tavolo, a mangiare, bere, parlare del più e del meno, o di niente. Il più passa sempre, resta il meno. Non è detto che sia meglio di niente. La bici arancione, anonima. Con la mia nuova bici arancione, una vera grande bici arancione, lasciando il campeggio, andando sempre più veloce, lungo il fiume, sul selciato, ma là sotto, presso il tepore del fiume, ma il vento freddo che soffiava sul mio volto, i miei capelli dietro, veloce e più veloce, senza timore di pedalare, con potenza, la potenza del mio corpo, la grande bici, e splendente e arancione, e io, grande, sulla bici, e il grande fiume, e il fiume veloce e più veloce e arancione e splendente e selvaggio, e solo io e il fiume e la bici arancione.
Rieccoci di nuovo assieme. Io vi ricordo che siamo in diretta, questa è l'ultima parte, quindi poi sentiremo anche quali sono stati gli ultimi SMS. Volevo ringraziare prima della fine Gilberta Loreggian, Silvia Casamassimi, Isacco Tognon, Milena Crotti e Martina Frigo, che ci hanno accompagnato con la voce e con la musica, ci hanno aiutato a riflettere su questa tematica. Appunto, ricordo che siamo in diretta. Prima di sentire gli ospiti volevo sentire proprio da Elena un po' di fare il punto della situazione sugli SMS che ci sono arrivati. Sì, anzitutto c'è chi dice che tutte le forme di violenza vanno denunciate e vanno contrastate. Questo è appena arrivato, questo SMS. Poi c'era una telespettatrice che prima ricordava alle molte donne che non hanno la forza o il coraggio di denunciare le violenze che subiscono. È l'ora di ricordare proprio voi che siete ospiti qui oggi a chi possono rivolgersi, quali sono le strutture alle quali possono rivolgersi per trovare sostegno. Ci hanno scritto anche degli uomini ricordando che le donne sono una cosa meravigliosa e ringraziandole e ricordando anche gli uomini che sono a fianco alle proprie donne e che le sostengono. Insomma, è giusto anche ricordare questo. Poi c'è chi scrive: a dire il vero ci sono sempre più dirigenti donne, le discriminazioni aumentano nelle donne con figli, un tema che si è toccato anche prima. Questi un po' gli SMS che sono arrivati. Avete ancora qualche minuto. 392 666 0099. A te, Michela. Benissimo, allora riprendiamo la linea. Allora volevo sentire, visto che siamo alla fine, cerchiamo un po' di capire effettivamente che fare. Questa è un po' la domanda: che fare, dove dobbiamo lavorare e che cosa stiamo già facendo, dove possiamo migliorare. Lo chiedo a Milvia Boselli. Sì, il Comune di Padova, ecco, io porto l'esperienza, dal 2006 ha lo sportello Donna con il Centro Veneto Progetti Donna e abbiamo già sentito i dati, le donne che si rivolgono. Il passo successivo che stiamo per realizzare è quello: le donne che si rivolgono a queste strutture, sportello donna, pronto soccorso, e la polizia di Stato, la polizia municipale e così via. Se subiscono una violenza all'interno della famiglia, e abbiamo sentito i dati drammatici, dove possono trovare non solo un rifugio ma anche un sostegno per un reinserimento poi lavorativo, sociale? Ecco, da questa nostra riflessione, da queste esigenze, stiamo realizzando a Padova, finalmente lo dico, a gennaio saranno operative. È un percorso che è durato 2 o 3 anni per realizzare questo progetto, uscire dalla violenza, e abbiamo avuto contributi dalla Regione, dalla Fondazione Cassa di Risparmio, e stiamo realizzando la casa rifugio e le case di seconda accoglienza. Noi abbiamo il nostro progetto è costituito da queste 3 case. La prima è la casa di fuga, che gestirà il Centro Veneto Progetti Donna e la cooperativa Sestante, e dove quindi ci sono le professionalità, psicoterapeuti, avvocate, le vedo anche qui in sala, e che quindi rifugio immediato della donna e dei figli e poi sostegno. Nella casa di fuga il tempo di permanenza sarà al massimo di 2 mesi, quindi poi ci sono i 2 appartamenti, case di seconda accoglienza gestite dalla Croce Rossa in collaborazione sempre col Centro Veneto Progetti Donna, e dove le donne saranno anche accompagnate nel reinserimento, secondo il caso per caso, che ha bisogno di un lavoro, di una casa, di assistenza legale per allontanare il coniuge o il parente violento e così via. Ecco, quindi è un progetto molto, molto importante che si unisce, quindi le case di fuga e di seconda accoglienza, al fatto che a Padova stiamo realizzando e la vogliamo formalizzare. Abbiamo presentato anche un progetto al Dipartimento delle Pari Opportunità Nazionali, una rete di sostegno. Nella rete ci sono le istituzioni, anche prefetto, questura, e il privato sociale, quindi Comune, Croce Rossa, cioè l'istituzione privato sociale che
costruiscono come una rete di sostegno alla donna vittima di violenza, ma nello stesso tempo anche siamo impegnate nella prevenzione, quindi nella battaglia culturale e educativa, che è fondamentale, perché guardate, noi possiamo fare le strutture, il sostegno, che è essenziale. Possiamo e abbiamo fatto le leggi per come dire, reprimere questo che è un reato gravissimo fino al 1996, quindi un passato molto prossimo. La violenza, per esempio sessuale, era considerato un reato minore perché era contro il buon costume e la morale pubblica e non un reato gravissimo come è contro la persona e contro la dignità. Quindi le leggi sono importanti anche perché danno un messaggio. Se la legge considera la violenza alle donne, fino all'81 avevamo il matrimonio riparatore, io ti stupro ma ti sposo, il reato non esiste. Oppure le attenuanti per il delitto d'onore. Le leggi hanno anche un valore educativo, perché se non viene considerato un reato grave, il messaggio che passa è che cioè la violenza di genere non è poi una cosa che non si deve fare. Ecco, infatti... Quindi la battaglia, e chiudo, deve essere nel campo del sostegno, nel campo della repressione, ma soprattutto nel campo dell'educazione, della prevenzione nei giovani e nelle scuole, e noi siamo impegnati come rete anche in questa direzione. Infatti la mia domanda era proprio questa, Milvia Baselli me l'ha anticipata, la prevenzione che dobbiamo farla non naturalmente solo sugli uomini ma anche sulle donne. Infatti l'SMS che aveva letto Elena, forse anche noi donne abbiamo delle colpe, dobbiamo fare qualcosa. Effettivamente certi modi di comportarsi anche di ragazzine giovanissime, minigonne, insomma noi non siamo bacchettoni, però a volte forse anche l'aspetto l'educazione importante. che è importantissima secondo me alla sessualità, non sessuale, cioè al rapporto, alla relazione, al rispetto, alla comunicazione, nella propria libertà, rispettare la libertà dell'altro, e questa è l'educazione che dobbiamo portare avanti nelle scuole, fra i giovani, fra tutta la popolazione, ma soprattutto a partire dalle giovani generazioni. Infatti anche quello che poi sarà detto con la musica e con il reading, forse anche delle differenze che sono importanti, si è sempre due, non si è una sola persona, questa è la cosa forse più importante. Non so se Giulia vuoi anche prendere qualche commento dei nostri ospiti a quanto è stato detto, al lavoro sì ad aiutare le donne ma anche a prevenire. Sì, assolutamente, ricordiamo insomma che nella nostra prima fila di questa serata abbiamo vari sportelli donna, non solo di Padova, da dove vi stiamo trasferendo in diretta proprio da Bano Terme, ma anche da Vicenza, anche da Treviso. In modo particolare io vorrei ricordare che a Vicenza proprio domani sarà presentato il polo provinciale per gli sportelli di contrasto alla violenza sulle donne, che riunirà tutti gli sportelli. Uno di questi è quello, appunto, ricordavamo all'inizio di questa nostra trasmissione di Schio con la nostra Lina Scarpari, un comune che ha cercato appunto di prendersi in vantaggio, insomma, per cercare appunto di contrastare. Lina, prego, alzati pure non solo la violenza, ma diciamo anche tutti i disagi che poi afferiscono a quello che è l'universo femminile. Come continuerete a lavorare e cosa significa prevenzione per voi, brevemente? Sicuramente continueremo a lavorare nell'ambito della nostra rete antiviolenza Alto Vicentino, come dicevamo. Adesso l'obiettivo è quello proprio di rafforzare le nostre identità di rete, in modo da poter avanzare anche delle richieste che siano riconosciute a livello istituzionale. Anche noi abbiamo il problema della casa, un finanziamento della Regione ci ha concesso di poter avere dei fondi per la ristrutturazione di un appartamento, però il problema non è risolto perché comunque ci sono delle spese di gestione alte e quindi comunque è un aspetto difficile. Ecco. Rispetto al tema della prevenzione, anche noi crediamo molto che sia indispensabile sensibilizzare proprio la cittadinanza, le persone, ma soprattutto i giovani. Ecco, per questo abbiamo fatto anche degli interventi di prevenzione nell'ambito della scuola, perché promuovere una cultura di genere e che valorizzi anche le differenze è una cosa fondamentale
fondamentale che parte da lontano, proprio con le generazioni nuove. Ecco. Grazie Lina, farei un passo indietro invece con Patrizia Zantedeschi, coordinatrice del Centro Veneto Progetti Donna. Ma qual è davvero la cultura di genere che deve fare più passi avanti, quella maschile o quella femminile? Beh, sicuramente quella di tutti e due bisogna rispondere, però mi viene da dire che gli uomini tanti passi avanti li devono ancora fare, insomma, ecco, anche per rispondere. Cioè, nel senso che sono profondamente convinta che la relazione è la cosa che bisogna costruire sicuramente, però nella costruzione di identità dei maschi ancora ci sono tanti... Sono manchevoli, diciamolo. Sono manchevoli. Ma perché mi sembra che in questa serata ci si stia sbilanciando davvero molto poco. Questi uomini alla fine si comportano bene o male, o meglio che si sforzino un po' di più? Io ho un osservatorio particolarissimo, lo dico sempre, nel senso che io lavoro in un centro antiviolenza e quindi gli uomini che, fra virgolette, conosco io sono uomini particolari, non è che voglio così pensare che questo è l'universo maschile, di sicuro no. Però una riflessione che facciamo sempre, io sono tanti anni che lavoro in questo centro, ho delle colleghe molto più giovani di me e ragioniamo moltissimo, non solo sui casi e quindi dal punto di vista professionale, sui casi che arrivano, ma spesso ci domandiamo che cosa c'è alla base di una relazione violenta, che cos'è che fa di un uomo quello che poi vediamo quotidianamente e allora ci interroghiamo sulle fragilità, possiamo parlare di questo, sicuramente alla base l'incapacità di lasciare l'altro, di accettare la libertà dell'altro. Spesso si dice, io lo credo profondamente, che dietro la violenza alle donne c'è un problema di potere, la relazione di potere fra uomini e donne. Ecco, gli uomini più diventeranno forti, più sono saldi nella loro identità e meno avranno bisogno di controllare e ossessivamente le loro donne e di trattarle come degli oggetti. Prima sentivo parlare del mobbing, a noi in realtà le donne che subiscono mobbing sono tantissime, per quel che sarebbe interessantissimo, ovviamente, insieme con... Sì, lo approfondirà Patrizia, ti interrompo, ne approfondiranno l'argomento del mobbing proprio lunedì. Il Comune di Padova, il centro anti-mobbing di Padova, un convegno che si intitola Mobbing e dintorni proprio all'Auditorium San Gaetano di Padova. Questo lo dico per dovere di informazione, quindi insomma torneremo a parlare di questo tipo di violenza. Io in realtà ho sbagliato, volevo dire stalking, vabbè, ma comunque purtroppo, grazie. Tra l'altro Giulia, purtroppo scusami. Si tratta di No, volevo solo sapere se magari, finché voi continuate a parlare, se c'è anche qualche ospite in sala che non abbiamo sentito che ha voglia. In realtà abbiamo una platea, ricordiamolo, fatto da moltissime donne, da psicologhe, psicoterapeuti, come ricordava Milvia Boselli, anche da moltissime sindacaliste. Alcune le conosco, alcune ci sono anche mamme, ci sono anche mamme sicuramente. Vi leggo velocissimamente un paio di sms. Prevenzione è fare cultura, solo la conoscenza e un cambio culturale verso il rispetto di donne e uomini e quindi la valorizzazione delle persone può aiutare a evitare violenze di ogni genere. Questo lo scrive Barbara e credo sia un sms significativo. Poi c'è un altro sms che chiede se le donne, ospiti e relatrici questa sera si sentono o meno discriminate nel loro ambito di vita e professionale, quindi magari era una curiosità di un telespettatore. Poi non vogliamo più sentir parlare di quote rosa, questo non si firma, non so se è uomo o donna, a volte sono le donne stesse che non si mettono in gioco in lavoro e in politica, questo è una provocazione. Per quanto riguarda la discriminazione potremmo anche fare un'alzata di mano, giusto per far vedere anche i nostri telespettatori. Chi si sente discriminata nel suo... Abbiamo il primo uomo. Abbiamo un uomo autironico, ma scherzi a parte, a parte che nessuno ha alzato la mano, speriamo che nessuno abbia accettato la provocazione. Rosanna Vettella dello Speech IGL, quindi insomma facciamo parlare lei a nome di tutte le sindacaliste che ho visto in sala. Sei sentita mai discriminata nel lavoro? A te pongo questa domanda.
Beh, diciamo che forse io sono anche stata abbastanza fortunata, insomma, tutto sommato, però credo anche che sono una donna che si è sempre impegnata, come dire, a far valere le proprie competenze, la propria professionalità, insomma, non mi considero una donna debole, anche se mi rendo conto che però deve partire dalle donne, questo, come dicevano anche le autrici, insomma, o le lettrici che hanno letto prima, bisogna partire dal desiderio delle donne, bisogna soprattutto partire dalla consapevolezza delle donne di sé, dalla stima di sé, dalla rappresentazione che abbiamo di noi stesse nella società, perché ne parlavo prima, no? Normalmente l'uomo ha un ruolo sociale importante, il lavoro è per lui la realizzazione e invece ancora molto spesso nella donna l'unico motivo di realizzazione è la famiglia e i figli. Ma questo è un dato culturale, non può essere che è soltanto questo, perché la maternità è senz'altro, partoriamo, insomma, no, però è anche questo un fattore che dobbiamo portare avanti in due, per cui credo che la realizzazione di una donna sia anche nel lavoro soprattutto. E però da sindacalista qua invece parlo che molti ostacoli si frappongono a questa realizzazione della donna nel lavoro. Siamo il paese in cui l'occupazione femminile è fra i più bassi, 46%, e con lavori però precari anche e discontinui, con discriminazioni salariali, con difficoltà estreme a conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro. Io poi sono una sindacalista dello SPI e quindi c'è anche il problema delle donne anziane. Io vi faccio solo un quadro. Mi è venuto in mente. Brevemente, perché siamo in chiusura. Adele e Maria. Adele è una donna di 80 anni con Alzheimer. Maria è la sua badante, anche si dovrebbe dire assistente familiare, che ne ha 50 e che ha lasciato al suo paese, perché è una donna straniera, i suoi figli, la sua famiglia, eccetera. Io credo che non possiamo permettere che ci sia questa rappresentazione di due donne chiuse in una casa, da sole, con questa grave patologia che distrugge entrambe. Grazie a Rosanna Bettella anche per averci giustamente dato questo quadro, siamo un paese sempre più anziano. Purtroppo. Infatti Giulia, ne approfitto perché stiamo per chiudere, ma per anticipare proprio il tema della prossima settimana. Non saremo a Padova ma saremo nel Veneziano e parleremo cercheremo di capire se Venezia, questa città spettacolare, unica al mondo, è una città per anziani, una città per vecchi, o ci sono anche i giovani, una città giovane. Quindi lo capiremo assieme naturalmente alla nostra collega veneziana Cristina Pagnin. Questo è il tema della prossima settimana, saremo sempre in diretta. Io ovviamente devo partire con i ringraziamenti a tutte le persone che ci hanno scritto gli SMS, Elena. Sì, tutte le persone che hanno scritto. Ricordiamo che le nostre discussioni iniziano già lunedì sulla nostra pagina Facebook Fatti Nostri La Piazza, dove viene lanciato il tema e dove potete intervenire e poi le vostre provocazioni vengono raccolte discusse il venerdì sera in diretta. Ecco, a noi rimane solo tempo di salutare tutti, salutare i nostri telespettatori, ma anche i nostri radioascoltatori in diretta su Blu Radio Veneto, lo ricordiamo sempre con i nostri fatti nostri, e La Piazza, tutte le persone che sono intervenute in sala, anche se non siamo ovviamente riuscite a farle parlare tutti quanti. Dobbiamo ringraziare anche i nostri tecnici che hanno lavorato tecnico con di noi, Telechiara, certamente tutti uomini disponibili. Esatto. Certamente. Questo è importante, ringraziamo i nostri relatori. Allora in bocca al lupo, perché abbiamo sentito di strada da fare ce n'è davvero molta, sia da parte delle donne che da parte degli uomini, soprattutto per un cambio di mentalità, e ce n'è insomma veramente da fare molto, assolutamente. Grazie Giulia, ci fanno segno che il tempo Elena. è davvero finito. Di nuovo ringraziamento a tutti, l'appuntamento è per venerdì prossimo con un'altra piazza, altri argomenti. Arrivederci e grazie per averci Grazie anche al Comune di Abano Terme che ci ha ospitato.